Ha chiesto preghiera e solidarietà per lo Sri Lanka, colpito dagli attentati che hanno causato oltre 300 vittime. Il pontefice è vicino nei giorni di Pasqua alle tante sofferenze del mondo. Messa di preghiera per lo Sri Lanka domenica in Basilica a Rapallo sarà animata dalla comunità tamil del Tigullio che segue con apprensione gli sviluppi degli attentati a Colombo. Il risorto ci invita ad elevare i nostri pensieri oltre agli interessi terreni e alla riflessione del Vescovo nelle celebrazioni pasquali in cattedrale. Il destino eterno, ha spiegato, dà pienezza alla vita. Turismo, arrivano i primi dati dalla regione. La Liguria si conferma tra le mete preferite per Pasqua. Bene soprattutto il Tigullio, le Cinque Terre, la zona del Finalese e Genova. Ha riaperto stamani via Fillac a Genova, la terza grande arteria rimasta chiusa dopo il crollo del ponte Morandi. Commercianti e residenti della zona chiedono però sostegno per la precaria situazione economica del quartiere. Chiavari ricorda 26 vittime innocenti nella 74esima festa della Liberazione, un momento speciale quest'anno con l'inaugurazione al cimitero di un pannello realizzato dagli studenti del Luzzati. Il Gambero Rosso di Santa Margherita Ligure, protagonista della puntata di Un posto a tavola in onda questa sera su Telepace, nel programma di TVL Pistoia, trasmesso sulla rete Corallo, ospite una giovane cuoca di Lumarzo. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio. Oggi il Papa in apertura che è tornato a chiedere solidarietà per il popolo dello Sri Lanka colpito dagli attentati di Pasqua e ha condannato fermamente quanto è accaduto. Il cuore del pontefice in questi giorni è rimasto accanto alle tante sofferenze del mondo. La sintesi nel primo servizio. Come le donne, le prime ad incontrare Gesù risorto, anche noi siamo chiamati ad incontrarlo personalmente e a diventare suoi annunciatori e testimoni, vivendo la gioia pasquale, liberati da paura e tristezza. È l'invito che il Papa ha rivolto ai cristiani alla Regina Coeli del lunedì dell'Angelo. Ciò che umanamente era impensabile è avvenuto, ha ricordato il Papa. La resurrezione di Cristo, infatti, costituisce l'avvenimento più sconvolgente della storia umana, che attesta la vittoria dell'amore di Dio sul peccato e sulla morte e dona alla nostra speranza di vita un fondamento solido come la roccia. Francesco è invitato a ripetere in questi giorni l'antica sequenza liturgica pasquale: Cristo, mia speranza, è risorto. E in Lui anche noi siamo risorti passando dalla morte alla vita, dalla schiavitù del peccato alla libertà dell'amore. Lasciamoci dunque raggiungere dal consolante messaggio della Pasqua e avvolgere dalla sua luce gloriosa che dissipa le tenebre della paura e della tristezza. Gesù risorto cammina accanto a noi. Il Papa è tornato anche a manifestare vicinanza al popolo dello Sri Lanka, colpito nel giorno di Pasqua da una serie di attacchi. Il bilancio finale è in continuo aggiornamento, oltre 300 morti. Cari fratelli e sorelle, vorrei esprimere nuovamente la mia vicinanza spirituale e paterna al popolo dello Sri Lanka. Sono molto vicino al mio caro fratello il cardinale Malcolm Ranjit Patabendigedon e a tutta la Chiesa archidiocesana di Colombo. Prego per le numerosissime vittime e ferite e chiedo a tutti di non esitare a offrire a questa cara nazione tutto l'aiuto necessario. Auspico altrettanto che tutti condannino questi atti terroristici, atti disumani, mai giustificabili. Restiamo in tema, gli attentati di Pasqua in Sri Lanka sono stati vissuti con angoscia dalla comunità tamil che da anni risiede nel Tigullio. Per pregare per le vittime e per la pace nell'isola, domenica 28 aprile a mezzogiorno si terrà una messa nella Basilica di Rapallo e sarà presieduta da Don Stefano Curotto. Sentiamo. A Rapallo e Santa Margherita Ligure è radicata ormai da anni una piccola comunità tamil dello Sri Lanka. Dopo gli attentati, il loro pensiero è corso subito alle vittime e ai familiari in un misto di angoscia e preoccupazione. Lo racconta Anthony Pillai, che a Rapallo gestisce una tabaccheria ed è conosciuto da tutti come Villa.
Alcuni nostri parenti, dice, erano entrati nella chiesa di Colombo soltanto alcuni minuti prima dell'esplosione. La famiglia dalla parte di mia moglie e i miei cognati, che sono passati 5 minuti prima da quella chiesa, si sono salvati. Se fossero rimasti ancora 5 minuti in quella chiesa sarebbero morti o avrebbero avuto delle ferite. Fortunatamente no, però a noi ci dispiace per chi è morto lì e ai parenti che sono lì, che hanno perso dei familiari o hanno delle persone ferite. Spaventa, prosegue il signor Villa, la presenza del Daesh nella nostra isola. In Sri Lanka le religioni convivono ormai senza problemi, aggiunge, dal 2009, quando terminò la guerra trentennale tra Tamil e Singalesi. Il conflitto aveva lacerato il paese, poi la speranza di una ripartenza in tutti i sensi, coronata anche dalla visita di Papa Francesco nel 2015. Dopo la guerra civile, che dal giorno che hanno smesso fino adesso, anzi, ci sono stati degli sviluppi e il paese è abbastanza progredito, solo che adesso siamo ritornati alla vecchia maniera, con la tensione e paura di uscire e entrare. Per pregare per le vittime degli attentati di Pasqua, per le loro famiglie, ma anche per la pace in Sri Lanka, la comunità tamil del Tigullio invita tutti ad una messa che sarà celebrata domenica 28 aprile alle ore 12 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Faremo la messa in italiano cantato, dei pezzi lo faremo nella nostra lingua, tipo il canto dell'Eucaristia e le preghiere dei fedeli verrà fatta in italiano, però fatto dai Tamil dello Sri Lanka. Ora veniamo in diocesi, elevate i vostri pensieri, sappiate guardare la vostra vita nella luce di Dio, è la riflessione del Vescovo diocesano nell'omelia della Domenica di Pasqua. Celebrando la messa in cattedrale ha invitato i fedeli a non fermarsi alle cose terrene. Ma vediamo la sintesi delle celebrazioni pasquali in diocesi. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno. Il rito del fuoco con il quale si apre la veglia pasquale rischiara il buio delle tenebre. Nella notte in cui Gesù è passato dalla morte alla vita, la Chiesa chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Cristo, risorto, consentirà a noi di partecipare alla sua vittoria sul male, sul peccato, sulla morte. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, il vescovo Alberto Tanasini ha presieduto la celebrazione amministrando i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 4 catecumeni adulti. La risurrezione di Cristo, ha spiegato il vescovo, ci dà la possibilità di essere uomini nuovi. Un pensiero ripreso nella messa della Domenica di Pasqua. La resurrezione significa nuova creazione, nuova creatura, una condizione nuova dell'essere, ha detto Monsignor Tanasini. Affermare la risurrezione vuol dire che lì davvero, in Cristo soltanto, troviamo la novità dell'uomo. Da qui l'invito a cercare le cose di lassù. Non fermatevi ai vostri interessi terreni. Non chiudetevi nelle vostre presunzioni. Non affidatevi semplicemente alle vostre tecnologie. Cercate le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio. Pensate al vostro destino eterno. Vivete per questo destino eterno. Scoprite la pienezza della vostra vita. Ecco dunque dire che Cristo è risorto. Credere che Cristo è risorto vuol dire impostare così la nostra vita. Chiudiamo la pagina dedicata alla Pasqua con il tradizionale concerto organizzato a Chiavari dall'Associazione Culturale Simon Boccanegra, che ha voluto proporre un percorso musicale attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Intanto vedete le immagini. Nella prima parte i solisti dell'Orchestra Chiavari Classica hanno eseguito le ultime 7 parole di Cristo sulla croce di Haydn e un'autentica meditazione musicale commissionata nel 1786. Il concerto poi in auditorium è proseguito con l'Exultate Jubilate di Mozart e con il Magnificat di Marco Frisina, un programma articolato diretto da Francesco Gardella ed eseguito dalla soprano Rossella Paradiso. Il concerto è stato ripreso integralmente da Telepace e sarà trasmesso domenica sera 28 aprile alle 21:10 sul canale 15 di Telepace.
Cambiamo in qualche modo tema, i dati non sono ancora quelli definitivi, ma il settore turistico ha superato brillantemente il banco di prova del Ponte Pasquale. Lo ha comunicato oggi in tarda mattinata la Regione, anticipando le statistiche che saranno diffuse più avanti. Buoni i risultati soprattutto per Tigullio, Cinque Terre e per la zona del Finalese. Sentiamo Emanuela Castello. Ce ne siamo accorti un po' tutti. La Liguria anche in questo 2019 si è confermata meta amata dai turisti per il fine settimana di Pasqua. Secondo i primi dati diffusi dalla Regione, diverse località del territorio hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture alberghiere, con una prevalenza decisa di turisti italiani ma una discreta presenza anche di visitatori stranieri. Per il Tigullio una spinta decisiva è stata senza dubbio la riapertura della strada di Portofino e il completamento della pulizia del mare antistante dai relitti lasciati dalle mareggiate dello scorso autunno. Le Cinque Terre hanno confermato la loro crescente popolarità che sta portando benefici in tutto il comprensorio dello Spezzino. Nella Riviera di Ponente sono arrivati buoni segnali soprattutto dal Finalese e dai comuni dell'Imperiese toccati dalla pista ciclabile costiera. Genova è stata premiata dai turisti soprattutto a Pasquetta, code all'acquario e nel centro storico pieno fin dalle prime ore del mattino e in crescendo fino al pomeriggio inoltrato. I dati ufficiali arriveranno attorno alla metà di maggio, ma secondo la Regione le prime rilevazioni da albergatori e operatori indicano un aumento rilevante del flusso turistico in tutta la Regione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Già nel mese di marzo la Liguria aveva fatto registrare un afflusso decisamente positivo in tutte e 4 le province, con picchi soprattutto nel Savonese. Le presenze complessive in tutta la Regione dal 1 al 28 di marzo hanno fatto segnare un 20,48% in più rispetto al 2018 e gli arrivi un incremento dell'8,12%. Per la giunta regionale la Liguria si è dunque lasciata alle spalle dal punto di vista della comunicazione e dell'immagine la mareggiata di fine ottobre. Oggi il cielo non si presentava per niente rispetto alle immagini che avete visto poco fa, infatti c'è una perturbazione in transito su tutta la Liguria che per il momento ha prodotto precipitazioni deboli ma persistenti. I fenomeni sono destinati a proseguire sino alla prossima notte, in particolare sul Savonese orientale e sul centro-levante della regione. Per questo motivo la Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo gialla in tutte le zone. Nel bacino D, nell'entroterra dello Spezzino, sino alle 21 di oggi, nelle zone del centro e del Levante sino alla mezzanotte. Due brevi di cronaca. Strattona una donna sul lungo Entella durante un litigio legato alla tutela di alcuni felini presenti in zona e per questo motivo un 71enne di Cogorno è stato denunciato dai carabinieri. La donna ha riportato lesioni curate all'ospedale di Lavagna e giudicate guaribili in 7 giorni. Il fatto risale ai primi giorni del mese, la denuncia è scattata in queste ore al termine degli accertamenti. Nei guai invece uno studente che con raggiri utilizzava in modo improprio i dati di un pensionato di Orero per aprire linee di credito e conti correnti su piattaforme informatiche. Ad essere denunciato dai carabinieri di Cicagna per sostituzione di persona e tentata truffa è un giovane di 19 anni abitante nella provincia sarda di Carbonia Iglesias. Il ragazzo era venuto in possesso dei dati dell'anziano fontanino dopo una trattativa avvenuta in precedenza per l'acquisto online di un veicolo. E adesso andiamo a Genova. Questa mattina è stata riaperta al transito soltanto per i mezzi a motore via Fillac, la grande arteria tagliata in due dal crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto. Tuttavia commercianti e residenti hanno fatto sentire la loro voce per la precaria situazione economica del quartiere. Sentiamo. Ha riaperto via Fillac a Genova. Poco dopo le 11 e nonostante la pioggia, le auto sono tornate a percorrere una delle arterie interdette al traffico dopo il crollo del ponte Morandi. La strada ha riaperto dopo la messa in opera delle torri di acciaio a rinforzo delle pile 10 e 11. Via Fillac si aggiunge a Corso Perrone via 30 giugno. La viabilità, nonostante alcune precauzioni del cantiere, torna così a prima del disastro. C'è tuttavia un quartiere che fa fatica a ripartire. Stamani, all'inaugurazione, il comitato di via Fillac e delle vie limitrofe ha protestato davanti alle transenne. I commercianti dell'area chiedono che Società Autostrade si prenda carico anche della loro situazione economica, diventata particolarmente difficile. Domani si terrà in regione un tavolo proprio sul tema dei risarcimenti per chi vive nella zona del cantiere, un'area di lavori che durerà ancora dei mesi. Un giovane commerciante ha raccontato oggi ad Avvenire che c'è il rischio chiusura per molte attività. Un esercizio commerciale qui prima aveva un introito attorno ai 600 euro al giorno, ha spiegato. Oggi non andiamo oltre i 15-20 euro.
Via Fillac, inoltre, per ora resta chiusa al passaggio dei pedoni e delle biciclette per ragioni di sicurezza. Nelle prossime settimane poi la strada subirà altre chiusure per l'avanzare degli interventi programmati nel cantiere di demolizione. Sulla strada appena riaperta saranno in vigore un limite di 30 km/h e il divieto di sosta e di fermata. La zona sarà presidiata dalla Polizia Municipale. Sempre oggi in Regione è stato presentato l'evento Facciamo squadra per Genova. Lunedì 27 maggio al Ferraris scenderanno in campo una formazione composta da giocatori di Genoa e Sampdoria contro una squadra di ex campioni rossoblu cerchiati. È un'iniziativa più che importante, ha detto il presidente della Samp Ferrero, per una città che non ha mai perso la dignità. La beneficenza va oltre la rivalità, ha poi aggiunto il capitano del Genoa Criscito. È un evento che sento particolarmente aggiunto anche perché su quel ponte ci sono passato pochi minuti prima che crollasse. E non finisce la festa per la riapertura della provinciale 227 per Portofino. L'amministrazione ha voluto celebrare l'impegno e la disponibilità di tanti commercianti, bar e ristoratori della piazzetta per la generosità con cui hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento dello scorso 6 aprile. In particolare tutti coloro che con spirito di gratuità hanno donato il rinfresco per tutti i partecipanti. Oggi peraltro Portofino festeggia il santo patrono San Giorgio. Questa sera alle 21 in piazza Martiri dell'Olivetta l'accensione del tradizionale farò, per ora confermato dall'amministrazione. Adesso a Sestri Levante la Giunta Comunale ha approvato i lavori di ripristino del Ponte Balbi di Riva Trigoso e del dissesto a Villarocche. Nel primo caso via libera al piano definitivo di risanamento. È prevista una manutenzione generale del ponte, il rinforzo della sottoarcata con fibre di carbonio, il posizionamento di nuove catene laterali, il ripristino della pavimentazione in acciottolato al posto dell'asfalto. Spesa totale 100.000 euro. L'intervento a Villarocche invece costerà 85.000 euro e prevede la sistemazione del dissesto della scalinata che collega a Ginestra. Cambiamo argomento. Chiavari si appresta a celebrare la festa della Liberazione. Gli appuntamenti di giovedì 25 aprile sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa. Quest'anno al Liceo Artistico Luzzati è stato affidato il compito di realizzare uno speciale pannello commemorativo. Vediamo. Sarà un 25 aprile speciale quest'anno per Chiavari. Per la prima volta, infatti, verranno ricordati tutti coloro che tra l'agosto del 1944 e il marzo del 1945 vennero fucilati in città e sotto il muro del cimitero. Agli studenti del Liceo Artistico Luzzati è stata affidata la realizzazione di un pannello celebrativo con i nomi dei caduti. Sono 26 caduti, fucilati per rappresaglia, caduti perché erano renitenti alla leva o erano disertori, non erano in regola, non erano sotto il fascio, erano antifascisti, per cui sono stati presi per rappresaglia, fucilati lì, tra i quali c'è anche Don Bobbio. Lo scopo è quello di far sapere che finalmente ricordiamo anche le vittime innocenti di quel periodo, caduti senza nessuna colpevolezza particolare. Questo il programma di giovedì. Tra le 7.30 e le 9 saranno deposte le corone alle lapidi e ai cippi. Alle 9.30 il vescovo celebrerà la messa in cattedrale. Seguirà il corteo sino in piazza Roma, dove alle 10.45 ci sarà l'alzabandiera. La conclusione alle 11 al cimitero. Dopo l'inaugurazione del pannello elaborato da Luzzati, interverrà il docente Guido Levi, ricercatore e membro dell'Istituto Storico della Resistenza Raimondo Ricci di Genova. Alle 17 all'Auditorium San Francesco lo spettacolo con gli studenti del Conservatorio di La Spezia e gli attori della compagnia Cattivi Maestri di Savona. L'ANPI invita tutti a partecipare e a fare memoria per combattere la crescente indifferenza di oggi. Siamo in un clima difficile, un po' confusionario, però dobbiamo dire e dobbiamo sottolineare che per virtù della Costituzione noi siamo 74 anni che siamo senza una guerra in casa e continuiamo a rispettarla, perché l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia rifugge la guerra. È stato celebrato questa mattina nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari il funerale di Giuseppe Beppe Sanguineti. L'uomo, 83 anni, era conosciuto in città. Investito da un'auto a fine marzo, è mancato il 14 aprile all'RSA chiavarese. È stato segretario del liceo scientifico e dell'istituto tecnico di Chiavari, ma viene ricordato anche per la sua opera di volontariato negli uffici della curia diocesana. A tutta la famiglia le condoglianze da parte di tutto lo staff di Telepace. L'amministratore delegato di YLab Federico Smanio
premio è stato individuato come rappresentante per la Liguria di Assi Manager, l'associazione che riunisce e rappresenta i manager sportivi italiani e che ha sede nazionale a Milano. Nei giorni scorsi, nella sede di YLab a Chiavari, il lavoro di Assi Manager e le sue finalità sono state illustrate a diverse personalità che operano in Liguria in alcune società sportive professionistiche come Genoa e Virtus Entella e nel mondo delle start-up, YLab appunto, ma anche Y-Scout e Football Avenue. Grazie ad una crescita delle entrate, l'Istituto per il Baliatico di Chiavari è riuscito nel 2008 ad incrementare i buoni spesa e a prevedere per il futuro nuove assistenze straordinarie ed un aumento del valore dei buoni, grazie ad una crescita dell'avanzo finale. Sono i dati salienti del bilancio 2018 dell'Istituto Baliatico approvato nei giorni scorsi. Sono cresciuti sia i proventi ordinari da locazione sia quelli straordinari da raccolte e offerte. 102 le famiglie assistite per un totale di 880 buoni spesa erogati. Invariati i costi per il personale e le spese di amministrazione, mentre sono leggermente scese le spese per le tasse pagate, che comunque si attestano ad oltre 28.000 euro, principalmente per il pagamento dell'IMU e dell'IRES. L'avanzo finale di quasi 22.000 euro sarà destinato ad ulteriori nuove assistenze straordinarie o all'incremento del valore dei buoni. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace, andiamo a vedere così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in programma per mercoledì 24 aprile. Nella sua anteprima d'estate, Zoaglio ospita il concerto del piccolo coro San Girolamo Emiliani che avrà inizio alle 16:30 in piazza 27 dicembre. È uno degli eventi organizzati dall'Associazione Due Torri con la collaborazione di tutti gli operatori economici ed il patrocinio ed il sostegno dell'amministrazione comunale. Iniziano gli appuntamenti in ricordo del 74esimo anniversario della Liberazione. Alle 16:30 nella Sala Bodi Palazzo Fasce a Sestri Levante avrà inizio lo spettacolo Fuente di Libertà, la storia di tre amiche durante la guerra e la lotta partigiana a Teriasca sopra Sori. Seguirà l'inaugurazione della mostra Per le vie della Resistenza attraverso la toponomastica della città. Sempre a Sestri Levante, ma alle 20:30, la tradizionale fiaccolata con partenza da piazza Matteotti, conclusione in piazza Pertini ed orazione ufficiale del presidente provinciale ANPI Massimo Bisca. A Lavagna la fiaccolata partirà alle 21 per la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti di piazza Vittorio Veneto e di piazza Ravenna. Alle 22, sempre in piazza Ravenna, la commemorazione ufficiale con l'orazione di Giuditta Anelli. In conclusione parliamo di Un posto a tavola, è il programma della rete Corallo prodotto da TVL Pistoia con la collaborazione di tante emittenti locali. Anche Telepace ha dato il proprio contributo proponendo un prodotto tipico delle nostre zone e cucinato negli studi televisivi dell'emittente toscana da una giovane cuoca di Lumarzo. Vediamo. E oggi veramente è una puntata al profumo di mare. Li facciamo vedere subito. Quindi da dove vengono? Questi vengono dalla Liguria, ma guardate come sono belli, guardate. Il gambero rosso di Santa Margherita Ligure al centro della puntata di Un posto a tavola, il programma di TVL Pistoia che attraverso le emittenti televisive della rete Corallo viene trasmesso in tutta Italia. Ospite della trasmissione in qualità di chef una ristoratrice del nostro entroterra. Barbara Ferrera che ci raggiunge, eccola qua. Vado a prenderla? Eccola qua. Barbara, vieni. Barbara, Ciao. E naturalmente non potevamo che avere un cuoco che viene proprio da quelle terre, abituata a cucinare, a trattare questi prodotti, è vero? Geolocalizzati, da dove vieni precisamente? Allora, io precisamente sono genovese, abito nell'entroterra tra Genova e la Riviera, comune di Lumarzo. Ecco. In realtà io abito sui monti, anche se vi ho proposto il gambero. Che bella la Liguria! La tavola che diventa dunque strumento di valorizzazione delle tipicità locali, ma non solo, anche di chi sul territorio lavora e mantiene le tradizioni gastronomiche. Soprattutto viene tanta fame a fare questa trasmissione, ma impariamo anche tanto. Tutte le tradizioni italiane vengono riportate in questo nostro format, tanti sono anche i prodotti
prodotti che andiamo a scoprire, diciamo che un posto a tavola è proprio l'esaltazione del prodotto italiano, ma non solo del prodotto, anche della tradizione. In qualche modo facciamo un tour gastronomico per tutta Italia e ci permette questo anche di incontrarci con i responsabili delle emittenti, scambiarci esperienze, confrontarci, quindi in qualche modo diventa un po' una crescita per tutte noi piccole emittenti che abbiamo tutte da imparare le une dalle altre, per cui è una bellissima esperienza che ormai dura da 2 anni e speriamo di poterla continuare perché mi sembra molto fruttuosa. Se vi abbiamo incuriositi, la puntata di Un posto a tavola dedicata al gambero rosso di Santa Margherita Ligure sarà trasmessa questa sera alle 21:40 e poi ancora sabato alle 21, sempre sul canale 15 di Telepace, Telepace 1. Siamo giunti al termine del nostro telegiornale, vi do appuntamento a domattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace, con la nostra rassegna stampa. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.